Allora, siamo qui a Rore insieme ad un gruppo di persone che hanno vissuto in prima persona l'esperienza del terremoto del Friuli del 1976 come volontari. Qui di fronte a me c'è Garnero Giuseppe, che invito un attimino a presentarsi. Sono nato a Rore e a quell'epoca lì comunque ho sempre abitato a Rore e allora avevo 19 anni, non ero ancora un militare. Quindi è un'esperienza che hai fatto prima ancora di vestire la divisa. Prima ancora, sì. Perfetto. Come eri venuto a conoscenza di questo evento che aveva colpito il Friuli in quella primavera del 1976? Tramite comunque i giornali, telegiornali e poi l'interessamento da parte dell'ingegnere Luigi De Mattei che ha contattato mio padre, allora era capogruppo degli Alpini e quindi è stato ben felice di mandarmi e di vivere questa esperienza, è stata una bella esperienza. Ecco, come è iniziata quell'esperienza lì e soprattutto cosa ricordi di quell'esperienza? So che ci siamo ritrovati poi a settembre, siamo andati in là con questo furgone tutti assieme e ci hanno destinato a Villa Santina. Mentre attraversavamo il Friuli abbiamo visto tracce già di distruzione. Villa Santina invece era un paese non tanto colpito. Sì, quindi diciamo colpito in modo meno pesante rispetto pesante. Ad altri. Per noi era tutta un'esperienza nuova, eravamo giovani e l'ho vissuta bene. Certo, qual è stato il primo, diciamo, il primo impatto che hai avuto al tuo arrivo nella zona del terremoto e poi in modo particolare nella zona di Villa Santina dove poi avete operato come nell'ambito del cantiere numero 5? Sì, so che eravamo arrivati a questo cantiere dove ci hanno destinato e all'inizio così un po' frastornati, però non si sentiva nell'aria questa cosa. L'abbiamo poi vissuta dopo, direttamente sul... Ecco, qual era il tipo di lavoro al quale eri adibito insieme agli altri tuoi compagni, diciamo così, di avventura? Sì, noi praticamente abbiamo fatto i boccia, così ci dicevano cosa dovevamo fare e noi ci applicavamo e passavamo i mattoni, preparavamo la malta, quelle cose. Sì, quindi tutti, diciamo... E mi ricordo un giorno o due dove siamo andati che dovevamo togliere pietre, fare passamano per liberare una casa che era crollata. Ecco, quanto è durato questo periodo di... 10 giorni siamo rimasti in quel territorio. La maggior parte vicino a Villa Santina, dove c'era questa piccola villetta da ricostruire e abbiamo aggiunto un accorpamento, un alloggio in questa villetta. È lì che abbiamo passato la maggior parte del tempo. Sì, sì. Ecco, operando in quelle zone e quindi lavorando in questo periodo di una decina di giorni, qual era stato il rapporto con la popolazione e soprattutto se successivamente a quei momenti ci sono stati altri momenti magari in cui sono stati rinverditi i legami con quelle persone oppure se successivamente negli anni siete nuovamente tornati in quelle zone per rivedere, diciamo, ciò che avevate fatto, per incontrare persone che avevate trovato in quei posti? Io non ho un ricordo vago, passando, tutti comunque ci salutavano, Mandi, mi è rimasta quella parola che è il ciao, credo. Sì. Con quei giovani, magari la sera quando finivamo sul cantiere, magari andavamo ancora fino al bar
e comunque ci accoglievano, ci salutavano, capivano che eravamo venuti Certo. lì per dare una mano. Mi sono ritrovato a passare da quelle parti una decina d'anni dopo con la moglie e il figlio e ho cercato di passare dove avevamo, ho riconosciuto la villetta, in paese ci siamo fermati però così, giusto per rinfrescare la memoria, per dire c'ero, così. Ecco, questa esperienza che hai maturato così in Friuli durante questa esperienza ha lasciato delle tracce nella tua vita o ha influito appunto nella tua vita militare poco dopo, perché penso che tu il militare l'abbia Sì, un fatto anno poco dopo. e poi nella vita, nel proseguo della vita, ecco, ci sono stati qualcosa di questa esperienza che ha influito sulla tua persona. Sì, quando sono partito non avevo ancora comunque pensavo a quelle cose. Col tempo ho capito che mi ha aiutato il fatto di lanciarti a dare una mano e non guardare ho altro da fare, no, lo metto da parte e vado ad aiutare chi è in difficoltà. Questa è una lezione di vita che può servire a tutti, anzi io sarei felice che tutti la vivessero questa esperienza, Certo. perché poi anche a militare e nella vita ti insegna che non puoi pensare sempre solo a te stesso, ma è bello anche pensare agli altri. Bene. Quindi ritieni che oggi come oggi sia possibile una risposta analoga a fronte di un evento di quel genere lì? Quindi sia possibile dare una risposta in termini di volontariato anche oggi come era stato 50 anni fa? Io penso di sì, ho notato quando ci sono stati questi avvenimenti di alluvioni, con piacere vedevo che tanti studenti, ragazzi, ragazze che si rimboccavano le mani in mezzo al fango e ho percepito come se loro vivessero la stessa esperienza che ho vissuto io. Cioè lasci perdere la scuola e vai lì a dare una mano, anche se non è il tuo lavoro, ti butti, qualcosa fai. Sì, sì. E quello dovrebbe essere una cosa che ti lascia dentro qualcosa. Ecco, a seguito sempre di questa esperienza, cosa puoi trasmettere alle nuove generazioni? Sempre sulla base di quell'esperienza che hai vissuto, cosa... Sì, io inviterei tutti a vivere un'esperienza del genere perché tante volte la vita la vivi e pensi sovente solo a te stesso. Ogni tanto se dedichi anche una parte di te agli altri ti lascia qualcosa, ti trasmette qualcosa di positivo. Certo. Bene, ti ringrazio per la tua disponibilità a questa intervista. Ti ringrazio anche da parte della sezione di Saluzzo che appunto sta organizzando questa raccolta di testimonianze e grazie mille. Grazie a te.